Mi lamento del trattamento che mi hanno riservato. Proprio sono rimasto male. Negli ultimi mesi, come ha scritto anche in una lunga lettera indirizzata alla Regione Veneto, Giuseppe è stato colpito da varie patologie che lo hanno limitato negli spostamenti e nell'autosufficienza. Un dolore alla gamba destra lo costringe a diverse ore di astanteria in pronto soccorso del San Bassiano, finché viene apostrofato così da una persona in servizio. Mi guarda e mi dice: alza la gamba, non ce la faccio. Sei finito, mi ha detto. Proprio sei finito. Segue un trasferimento ad Asiago, di cui però i parenti non vengono informati. Chiamo il figlio: Marco, ma ti hanno avvisato? Sai dove sto andando? Le precise parole: dove sto andando? No, dice: dove vai, papà? Sto andando ad Asiago. Pochi giorni dopo Giuseppe si frattura una gamba in casa, viene portato a Bassano e ingessato, ma dopo il passaggio in ortopedia resta in attesa. Guarda che io dovrei andare a casa perché non ce la faccio a camminare, no, ce la faccio, no. Ma non hai nessuno qua? No, sono stato portato con l'ambulanza e chiedo che l'ambulanza mi porti a casa, capito? No? Oh, dice, sai cosa costa l'ambulanza? A quel punto scatta una reazione per tutelare il proprio diritto. Quando hanno visto che io ero deciso a chiamare i carabinieri, ho detto: adesso telefono ai carabinieri proprio alla signorina che era lì, non so chi era. Vabbè, dopo 10 minuti arriva l'ambulanza. Perché prima no? Perché prima mi fai aspettare lì come un pappagallo che non so se devo andare in bagno o cose come... No, non è modo di trattare la persona questo. Guarita la frattura, sorge però un problema polmonare, con un ricovero di un mese in medicina. Che migliorino il trattamento sia ospedaliero e anche come si dice, e soprattutto il mangiare. Sintetizzando, per dare un voto, Bassano 0, Asiago 10. il signor Giuseppe e la moglie attendono risposte e per questo i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti.